Coach Piglastrini, 5 vittorie di fila in questa fase orologio. Qui avete anche battuto Trapani, ma oggi è stata una partita speciale, praticamente perfetta. Sì, secondo me è stata una partita di livello più alto perché Torino è in un momento straordinario, difende veramente bene, trova tanti canestri facili, noi siamo dovuti stare lì con la testa sempre, abbiamo giocato con una continuità impressionante, non chiudevamo mai la partita perché loro erano sempre lì, però siamo stati, credo, solidi davvero. Perché quando anche abbiamo fatto un errore non l'abbiamo ripetuto, abbiamo rimediato molti errori e poi la nostra difesa è stata veramente importante. Infatti il segreto è stata più la concentrazione della squadra anche nei momenti difficili o la grande qualità nel pareggiare il fisico di Torino, che è incredibile? Beh, è chiaro che 12 rimbalzi più di loro sono una grande cosa, il pareggiare la fisicità, forse vincere nella fisicità è stato importante, però il fatto di credo che la parte mentale sia ancora più importante delle altre cose. Come ci si sente adesso, insomma, con uno dei migliori, anzi il miglior trend della fase orologio, però le altre squadre nel gruppone, Piacenza, Nardò, Cento, è davvero difficile. Siamo condannati a vincere sempre, non abbiamo pause, se non riusciremo avremo la prossima fase, però adesso dobbiamo pensare a ogni partita, a giocare per vincerla. E se ne vinciamo altri 5 facciamo i playoff, quindi uno alla volta e dobbiamo avere questo tipo di fiducia e di determinazione, poi ci proviamo, poi dopo ogni partita parte 0-0. L'ultima, coach, hai allenato ovunque, hai fatto le migliori esperienze possibili, ma che brividi ti dà quel coro alla fine di questo pubblico davvero pazzesco? Qui c'è un'atmosfera speciale, diciamo che il legame tra questa squadra e la sua gente è un legame pazzesco, viene trasmesso e quindi è chiaro che per me essere così, avere questo affetto attorno è una bellissima cosa, una cosa che è impagabile.